Idrogeologica e sismica del territorio veneto, l'argomento affrontato oggi a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Oggi la voglia di prevenzione, la voglia di messa in sicurezza, la voglia di tranquillità che il cittadino veneto pretende per quel che è successo, in qualche modo ci obbliga a ripensare, ridisegnare e ci obbliga a confrontarci con i cittadini, con gli esperti, con gli architetti, con gli ingegneri, con i sindaci. È con questo spirito che la Regione ha avviato il processo di aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento. 7 azioni, 7 incontri, uno per provincia, per raccogliere suggerimenti da chi il territorio lo conosce profondamente. Creare idee semplici e dare ai cittadini risposte concrete. Non possiamo continuare a fare libroni patinati, convegni importanti e basta che restano materiali tra di noi. Dobbiamo immaginare qualcosa che sia possibile, che sia fattibile, che dia certezza e che sia realizzabile. A Villa Cordellina di Montecchio Maggiore affollata assemblea sulla difesa idraulica, geologica e sismica del territorio, anche alla luce dell'alluvione del 2010 e del recente terremoto. Quello che è stato il messaggio del dopo alluvione che arriva dalla Regione è quello di guardare a un aspetto di tutela del territorio, investire su quella che è la sicurezza idraulica e quindi pianificare in base a quelle che sono delle criticità e soprattutto delle priorità da dare come interventi. Sul fronte idraulico è stata avviata la manutenzione di fiumi e argini e a breve partiranno i lavori dei bacini di laminazione nel Vicentino e nel Trevigiano. Andiamo adesso a Ponte nelle Alpi, nel Bellunese, che vince per la terza volta consecutiva il premio come comune più riciclone d'Italia. A decidere